di questa scoppiettante stagione. Pensate, in 3 delle prime 4 edizioni del Gran Premio, il pilota in pole non è mai riuscito a tagliare il traguardo da vincitore. Al contrario, le ultime edizioni sembrano non portare più tanta sfortuna. Trovarsi tra le prime file qui significa vittoria garantita. Siamo pronti a partire per il Gran Premio di Abu Dhabi. I piloti correranno oggi a Yas Island su un tracciato di 21 curve per circa 5 km e mezzo al giro. Sono previsti lunghi rettilini e 2 zone DRS, ma le opportunità di sorpasso non sono molte. Solo in curva 8 e curva 11. Sicuramente ci attendono azione ravvicinata, velocità e tensione alle stelle. E così per l'ultima volta Luca Filippi mi affiancherà per la gara finale di quest'anno. Beh, la pausa invernale inizia ad alleggiare tra i box. Senza ombra di dubbio, le scuderie stanno già provvedendo per la prossima stagione. Ma c'è tanto da fare. Gli ultimi punti possono conferire una posizione in campionato migliore e quindi parliamo di una bella differenza in termini di premi in denaro. Di sicuro nessuno si tirerà indietro. Tutto è ancora da decidere. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Lewis Hamilton parte dalla pole position e proprio lì accanto c'è Sebastian Vettel. Nel resto della griglia invece Leclerc, Bottas, l'uomo della pioggia e Ocon. Bella raga, siamo quinti, in realtà in qualifica settimi, ma le penalità ci danno il quinto posto. Infatti anche Max l'ha presa. Norris, Mick Schumacher. Raga, bel duello per il mondiale tra Bottas e Hamilton, porca miseria. Latifi, infine Kevin Magnussen a occupare l'ultima posizione. Ok raga, cerchiamo di chiudere bene la stagione e poi si pensa all'anno prossimo. Ultima gara della stagione, buon divertimento. Grazie caro. Qua cambiamo la strategia. Allora, vediamo. Ok. Eccola qua. Questa è la strategia. Raga, andiamo. Vai raga, andiamo. Tensione alle stelle. Final Gar in un inglese perfetto. Bel scatto qua di veneziano. Ottimo, guadagno anche una position. Qua sbaglio io. Brutto errore qua. Bottas parte con le medie, un po' pazzo Valtteri. Vuole il mondiale Valtteri, ma Hamilton e Gigi. E Gigi difficilmente sbaglia l'ultima gara, adesso vedi ritirato. Vediamo se Hamilton porta a casa l'ennesimo mondiale. Noi siamo quarti, finiamo bene. Comunque c'è un bel rettilineo, quindi ci sono bei rettilini di solito. La macchina va bene. Non vedo l'ora di fare l'ultima gara o col mondiale in tasca o con la lotta. Nel primo anno è chiaramente impossibile. No, lungo, la salvo, ma un primo giro non facilissimo. Bottas non è felice di avere Veneziano davanti. Venderò cara la pelle. Hamilton è felice, ha un alleato Gigi. Facciamo fatica, primo giro molta fatica, eh? La cosa purtroppo è ufficiale. Ok. Inizia il secondo dei 28 giri previsti. Ancora verso l'esterno, Kume. Ok, ci riprendiamo la posizione su Valtteri, ma stiamo facendo fatica. La cosa ormai è ufficiale in tutti i bar di Caracas. Abbiamo già preso 2 secondi e 8 da Leclerc, non me l'aspettavo onestamente. Per fortuna che c'è il rettilineo, è nel rettilineo che noi guadagniamo tanto. Comunque siamo riusciti a sistemare il motore, tutti i pezzi non a regolamento li abbiamo messi a posto. Dai però, madonna.
Attenzione, intanto incredibilmente Sainz supera Bottas, pazzesco. Niente, no, ma ragazzi, se la macchina non frena. Vabbè, primi giri difficili, poi recupereremo, lo so. I primi se ne stanno andando. Ok. Comunque attenzione, Bottas forse ha dei problemi incredibili. Il solito culo di Hamilton. Di Gigi Hamilton. Pazzesco Gigi. Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a No, meno di un niente. secondo Oggi dall'auto davanti a non te. ho voglia di prendere questa curva, ufficiale. Anche questa, mamma mia. Inizio difficile. Ai ai ai. Ma ho problemi alla gomma allora. Ok, stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione Cioè, interna. ho una gomma che Cominciamo ad praticamente è avere a, una a perdita temperature di potenza. mostruose. Boh, non capisco, c'è qualcosa che non quadra però, I primi tre sono in fuga. Ok. Andiamo con calma, Kuma, calma. La sosta è prevista per dal settimo al 12° giro. Il motore è leggermente usurato, Lo girerà a so. potenza ridotta. Intanto so su qualcosa. Yellow flag ma senza ritiri. Bottas è sesto. Sto pensando anche al mondiale perché Gigi ha un culo grande come una casa. È stato qualcosa dietro Ti assolutamente. consigliamo di passare al mix 2, carburante al mix 2. Ah bah! Se non andiamo un po' lunghi non siamo contenti qua, Ok. Comunque non abbiamo ancora il ritmo sui circuiti, questo è favorevole, però non magari quanto altri. E vedi, c'ho la fatica che faccio, siamo quarti, ma non è semplice. Eccolo qua Ocon che ci supera col DRS così. Stagli sotto, appena fa un errore ci riprendiamo la posizione. Facciamo molta fatica però. Qua non si può azzardare un sorpasso, siamo troppo distanti, rischiamo di ammazzare Ocon e noi stessi. Ok. È dura superare Esteban. Signori, safety car, Perez fuori dai giochi. Riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta Perez immediatamente. fuori dai giochi, safety car. Andiamo ai box, mettiamo le medie e vediamo che succede. Stavamo cominciando a prendere un svantaggio anche da Ocon. Niente, buone qualifiche ma gara non positiva, purtroppo.
Ok. Il Cume ai box. Tutti vanno ai box ovviamente. Veloci, veloci. Vai, vai, Yes. vai! Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Ok. Non abbiamo perso posizioni e qualcuno anche pazzo non è andato ai box. Perderà qualcosa. Prendere la lotta. Però gara che adesso può avere una valenza completamente diversa. Vediamo un po' che succede adesso. Magnus è andato ai box, non capisco il perché. Siamo virtualmente quinti, come eravamo prima insomma. Ok, Bandiera verde. si riprende. Dobbiamo liberarci di Magnussen il prima possibile. Adesso sicuramente con le medie andrò meglio, è pazzesco, mi vado meglio con le medie. Sempre la mia gomma dall'altro anno. Ok, sorpasso effettuato correttamente. Buono. Adesso Magnussen rallentami gli altri, grazie. In chiave mondiale Perez fuori può essere anche positivo per la lotta mia nella costruttori, non lo so perché non mi ricordo più il mio svantaggio, però va bene così. Adesso vediamo di perdere meno. Teoricamente questo deve essere il mio stint. Il distacco dalla vettura dietro di te è 1,5 secondi. Mi fa piacere. Oh. Sento già una macchina diversa comunque, pazzesco. Bottas dietro di noi, Bottas sta rosicando. Bottas ha messo ancora le soft. No, sì, ben aveva le medie lui giustamente. Quindi farà l'ultima parte con le soft. Cioè con le... Box, box, box. Ultima strategia. Adesso vediamo dove finisco. Penso che avrò perso un po' di bel po' di posizioni, Non bella gara oggi. Non una bella gara purtroppo. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Male, 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 tutti questi per me sono andati ai box, quindi devo fare un recupero in pista che lo vedo proibitivo. Ma ho visto che non avevo passo, attenzione, ci butta il Cume. Ecco. Bello, grazie. Niente, gara finita. Non ho parole. Non ho parole. Mi hanno buttato anche fuori e ho sbagliato. Disastro. Il Cume ha perso un po' la testa adesso. Non ho parole. Non ho veramente parole. La peggior gara dell'anno. 15esimo, abbiamo recuperato, abbiamo perso anche la Giovinazzi, avevamo le soft. Io non me lo so spiegare. O il caldo, perché è un caldo bestiale. O boh, perché i pezzi sono tutti molto usurati. Guardate, a parte il cambio. Non so se questo possa influire così tanto. Però un disastro inaccettabile, veramente. Non capisco cosa sia successo, veramente. Inspiegabile tutto ciò.
Vabbè, è andata così, raga, pazienza, finita la stagione male, veramente male. Speriamo che Mick riesca a prendersi almeno il punticino. Si dovrà lavorare tanto per la next season, perché la prossima stagione non dico che voglio lottare per il titolo, ma mamma mia, Leclerc vince, non capivo questo cazzo di rumore. Penso che Gigi sia campione del mondo. Noi buona prima stagione, anche dei podi, ma chiudiamo male. Total disaster. Delusione atroce per Veneziano in quest'ultima gara, ma va bene così. Il Come comunque saluta tutti, ma grossa delusione. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Va bene. Vince Ricciardo, il pilota del giorno. E diamo inizio ai meritatissimi E Gigi è festeggiamenti. campione del mondo. A volte sembra facile, ma come tutti i piloti vi diranno, competere per la vittoria a questi livelli è tutt'altro che un gioco. Ora è ufficiale, abbiamo un nuovo vincitore del titolo mondiale di Formula 1. Grande Gigi. Vittoria amara oggi, prestazione eccellente, ma non è bastato per aggiudicarsi il campionato. Nonostante tutto è stato un finale di stagione esemplare. Dimmi Luca, oggi in cosa si sono dimostrati? Bravo, Charles. Sul podio spicca la tuta rossa più famosa al mondo. È una grande vittoria Hamilton per una e grande Sebastiano. scuderia. La Ferrari non ha deluso le aspettative. Incredibile. Oh. Gigi vince l'ennesimo titolo, ma ha rischiato tanto con Bottas. Verstappen si è perso invece, dopo un inizio sfavillante. Il mondiale, il primo mondiale è finito. It's incredible, Cube, it's incredible. Che caldo, ragazzi, sono in una situazione incredibile. Poi ho visto i video di Flight Simulator, ma chi resiste appena sul PC nuovo fino a ottobre? Io non so se ce la faccio, ragazzi, veramente sarà un gioco che occuperà il 99,9% delle mie giornate. Ragazzi, c'è stato un problema, mi si è cacciato il gioco, ho dovuto riavviare La Mercedes mette a segno un'altra vittoria. mi sono dovuto ritirare per non rifare la gara, perché sono impossibile, e va così. Incredibile, proprio l'ultima gara mi c'è stato questo problema, aveva vinto comunque Hamilton il mondiale, Gigi vince 153, secondo Bottas 320, noi chiudiamo 11esimi a 74 punti, costruttori 100 punti, superiamo però la Racing Point, godo, Mick si è preso un punto. E niente, mi spiace ragazzi, adesso questo purtroppo si vede che è il caldo, che ne so. Sarà che voglio Fly Simulator e quindi non ne frega per niente di niente. Vabbè, qua si è ritirato, ero comunque 15esimo, quindi non cambia niente, punti non li prendevo. Vabbè, un ritiro in più e pazienza. Adesso speriamo non si bughi ancora, perché vorrei anche andare avanti. Grazie. Ok. Prestazione stupefacente. Ma che cazzo sta dicendo? Sicuro sarà una gran soddisfazione. Forse per Mick? Perché credi che il tuo compagno sia stato... Ciao. Oggi Non parlo. speriamo che stiano lavorando sodo per migliorare. Grazie, amore. Finisce il mondiale con un 15esimo posto, vabbè, certo questo purtroppo, questa cosa. Almeno mica ha preso un punticino. No, volevo rifare la gara, ragazzi, con sto caldo, rifarla, da piangere. Tanto comunque, ecco, meno male che Fatalità ha fatto una gara di merda, ecco. Chissà perché l'ha ganata così, ragazzi, veramente non me lo so spiegare sinceramente, cioè, boh. Buongiorno capo, sono appena stati accreditati Ok. le entrate settimanali dei nostri sponsor. Andiamo bene, i costi non superano le entrate. Sì, io continuo con Mick, ragazzi, assolutamente. Sì, io voglio portare Mick a diventare un grande pilota, quindi non mi interessa. Ok, Mick rimane.
E niente raga, sotto il comandone veneziano ci becchiamo per la prossima stagione, è andata molto molto bene, peccato questo ultimo bug finale, ma niente, per il prossimo anno voglio puntare a qualcosa di più e magari anche la prima vittoria in carriera. Ciao!